io ho firmato esattamente lo stesso accordo nel 2017, che poi il mio successore Fontanini, no, platealmente insieme a un altro ha stracciato. E ci ritroviamo nel 2024 a rifirmare la stessa cosa che era già fatta nel 2017, senza che, diciamo, poi alla fine, no, io poi nel 2018 non sono stato più sindaco, quindi non è vero che si ritorna a quello del 2029. Ricordate che Fontanini ha stracciato un accordo che c'era già prima, per favore, perché appunto poi le conseguenze sono queste. Poi anche questo accordo, cioè cosa quindi dice? l'accordo rispetto a quello da è lo stesso, è lo stesso. Tra l'altro questo accordo non dice se poi il terreno verrà restituito alla città o se lo terranno loro con i binari, che nel caso appunto in cui poi ci debba passare un treno ci passa lo stesso, no? Non si caso emergenziali nel futuro, appunto insomma, non si capisce, e poi i soldi non ci sono. Cioè, mentre se si faceva quello che avevo firmato io, che erano appunto tanti anni fa, costava meno.